Ehi, gente della notte, siete pronti per le nuove puntate di Mario? Sulle maniche allora e occhi al TV! Ma prima un piccolo riepiloghino. Paolo Buonanima, il vecchio direttore dell'MTG, nonché padre putativo di Mario, non la smette di essere scomparso. Ragazzi, scusatemi, ma qua non si possono avere visioni rivelatorie, Continua l'addestramento di Ginetto per diventare un giornalista vero e Mario gli affida il compito di fare delle interviste per strada su argomenti a sua scelta. Chiedo pure che ore sono, posso? Nel frattempo, Melanie Micidial, dopo attente ricerche nell'ufficio del padre, trova un fascicolo segreto contenente i crimini commessi dalla Micidial Corporation e scopre che la voce sul rapimento di Buonanima non è spuntata. Una prova pazzesca che scagiona definitivamente Lord Micidial da tutti i sospetti. Quello che c'è scritto qui dentro è vero. Tuttavia, il nostro caro amico Calvo fatica ancora a fidarsi della vice direttrice. Sì, come la diossina, come Kennedy, come l'11 settembre, un mare di stronzate! E in un isterico atto di gelosia slinguazza Jenny proprio davanti agli occhi della sua amata. Madonna, che brutta cosa, ragazzi. Ma c'è il gusto dell'orrido. Toglietemela, per favore. Piuttosto guardiamo con i graziosi fratelli Peluria la prossima straordinaria puntata di Mario. Che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Mamma è buona! Fammi ci mettere un po' di parmigiano. Sta zitto. Avanti. Buongiorno. Mi ha fatto chiamare? Sì, Michelangelo, si sieda. 10.861 secondi, 14 decimi la diretta. Abbiamo tempo. Mio padre oggi non c'è e io ho deciso di indagare privatamente sulla scomparsa di Paolo Buonanima. Lo fa perché si sente in colpa per Mario? No. Lo faccio perché voglio vederci chiaro e perché sono una che va dritto per dritto al sodo. Quando è l'ultima volta che l'ha visto? L'ultima volta che l'ho visto è quando è venuto in regia a portarmi la cassetta degli sponsor, io era Grumina, ma non lo so, già aveva la faccia di uno che sarebbe scomparso, robe che devono sparire, non lo so. Quando io mi stavo concependo un figlio da Mario. Tra l'altro gliel'ho detto, Buonà, non mi scomparire, capito? Cioè, non è per te, che se mi scompari tu, qua mi scompari tutti quanti e che faccio? Rimango da solo. È qua, non lo vedete? Io lo vedo sempre, ogni momento, ogni minuto. È stato 1.952.623 secondi fa. Sparito, sparitore, sparito, so. Mario è mio! Tu non l'avrai mai! Non ho mai visto dei baffetti così, Marius. Mai. Grazie, Steven. Chi è questa? Jenny, stai calma, è Steve Mozzafiato, è la truccatrice che ti sostituisce. Piacere, Steve Mozzafiato. Perché mi sostituisci? Perché non ci stai con la testa, cara? Fino a ieri, forse. Adesso sto benissimo, perché il mio principe azzurro mi ha risvegliata. E vuole anche un bebè. Vero, Mario? Jenny, se ti riferisci a quello che è successo tra noi ieri, ti chiedo scusa, era solo un gesto per far ingelosire Melanie. Tesoro, adesso lasciamelo finire, va bene? Ma questa... Ragazzi, facciamo qualcosa per Jenny. È diventata pericolosissima, ragazzi. Ma perché? Cos'è successo, Mario? Cosa è successo? Ha steso Steve Mozzafiato con un gancio dritto per dritto. L'ha ridotto a brandelli. Ma ti rendi conto? Questo è da manicomio criminale, Miki. Ma... tra l'altro soccorrete lo ha. Cioè, vedete se sta bene, se si è ripreso. Ma Jenny adesso dov'è? Ma non lo so, è scappata, sembra un rinoceronte inferocito. Chiamate la sicurezza. Guarda che non sto scherzando. No, ci credo, Mario, vado io. La bracco io. Arrivo. Rob,
Roba da mazzi, oh, roba da mazzi. Questo programma è offerto da... Hai mancanza di peluria? La gente non ti dà credito? Cosa ci fai tutto solo, bimbo? Le donne ti sgusciano via per mancanza di attrito? Fatti abbracciare, amore mio. Dalle sorgenti epidermiche arriva Tappelo, il tappeto di peli che ti renderà un vero uomo. Come un adulto, ad accendere? Certo. Grazie. Tappelo, Che attrito di peli! Tappelo, per l'uomo vero. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Un cordiale buongiorno dal amici di TG. Iniziamo con la politica. Oggi per la prima volta un pesce è morto affogato. Scusate. Cos'è sta roba? Ah, pesce d'aprile. Va bene, facciamo passare pure questa. Andiamo avanti, va. Dicevo, passiamo con la politica. Ieri, durante la trasmissione Apri la porta, c'è stato l'ultimo faccia a faccia tra i due candidati favoriti alle elezioni. Vediamo chi ha avuto la meglio. La forza fisica vale più di 1000 promesse. E ora parliamo di un grave attentato avvenuto stamane in Pacchianistan in un ufficio comunale che fortunatamente non è andato a buon fine. Il servizio di Paolo Pattino. Si chiama Rudy Ammaz, il terrorista 24enne che diverse ore fa ha messo in pericolo la vita di un intero ufficio comunale. Il ragazzo è entrato eludendo la sorveglianza e dopo qualche istante ha compiuto il folle gesto. Ma per fortuna il terrorista era ancora alle prime armi e l'attentato non ha provocato nessuna vittima. Fortunatamente gli agenti di sorveglianza lo hanno subito deriso di santa ragione. Era davvero molto inesperto, per fortuna. E ora parliamo di diete. Sono miracolosi gli effetti della nuova pillola per dimagrire. Purtroppo però pare che sia molto buona da servire con lo stinco di porco fritto, che ne annienta le capacità dimagranti. Ma ci sono altri metodi per perdere peso. Ce ne parla la nostra inviata Gio Cagnaccia. Come coniugare una vita frenetica con una dieta sana ed equilibrata? Ce lo spiega il nostro nutrizionista Manuel Rugiada. Buongiorno Manuel, raccontaci in breve in cosa consiste la tua dieta. Sì Gio, in realtà la mia filosofia alimentare è molto semplice. Bandita la carne rossa, sia i cibi ipocalorici. Tanta, parecchia frutta e verdura. E quindi consigli ai nostri spettatori un piatto veloce da fare magari in ufficio nella pausa pranzo? Potremmo utilizzare della verza fresca di campagna, dei ravanelli, fare un pasticcio, mangiarlo crudo. Quanto sale? Niente sale. Il sale alza la pressione, non mi piace. Magari del limone, antiossidante, sai, ottimo. Beh, con il parmigiano poi è la morte sua. Al posto del parmigiano, anche se ci sta bene, io preferirei delle scaglie di pinoli e noci. Magari, se proprio vogliamo esagerare, il fico bianco del Cilento. Tutto molto buono e salubre. Che dici se ne assaggio un po' per gli spettatori a casa? Sì, prima di assaggiarlo aggiungo giusto un ingrediente per completare il piatto. Un po' di ginepro? Magari della mentuccia dell'ortolano? No, il lardo. Tanto lardo. Sopra, capito? Il lardo. Tanto lardo. Bene, grazie Manuel. Il lardo, tanto lardo. A te la linea, Mario. Il lardo, tanto. Più ne è meglio è. Lardo. Salve Ozio. Vicepresidente, Avrei bisogno di alcune registrazioni. quali registrazioni? Telecamere di sorveglianza del giorno in cui è scomparso Buonanima. Oh, e ci voleva tanto. Eccole qua. Belle e pronte. Benissimo. Ma io pensavo che me le chiedesse Mario, oppure là il pompiere detective, invece niente. Ma come si dice, no? Meglio tardi che Mario, no? Grazie Ozio. A lei.
Santa madre! Michi, Sì. sai qualcosa di Jenny? La stanno cercando di braccare, gli sono tutti addosso, Mario. Mario, Sì. ho fatto quella cosa che mi hai detto di fare, le interviste alle persone. Sì, ma non è necessario che il microfono puoi abbassare adesso. Senti, chi hai intervistato? Un sacco di persone diverse tra loro. L'edicolante, il fornaio, il grassone, la vecchia, Tomboloni. Poi... Tomboloni? Sì. Tomboloni chi, scusa? Sandro, mi sa che si chiama. Sandro Tomboloni? Sì. Il pentito che non lascia interviste da 21, 22 anni? Sì. Perché mi ha detto, mi stai simpatico, mi voglio togliere un peso dalla coscienza. Mi ha raccontato dei segreti micidiali. Ma questa è la fortuna del principiante, Michi! Hai sentito? Ha intervistato Tomboloni. Tomboloni. Ma ti rendi conto? È pentito. Il pentito! Quello non li lascia interviste da 21 anni, è arrivato questo, è il primo stronzo. Ma guarda che c'è una fortuna sfacciata, ma ti rendi conto? Questo è un colpo. Tomboloni! Tomboloni. Ma sai cosa facciamo adesso? Ci dai le registrazioni, così le mandiamo in montaggio, magari viene un servizio micidiale, il tuo primo finalmente il tuo primo servizio. Portiamo su in regia, dai. Che registrazioni? Registrazioni? Io con le orecchie ho ascoltato, non ho le registrazioni. Non è scritto niente? Niente. Abbiamo già detto. Mi sono registrati. Idiota. Idiota! Tomboloni. Ma almeno ti ricordi qualcosa, Ginetto? C'ho un vuoto totale. Casa sta. Ed è giunto il momento per noi di collegarci col nostro inviato internazionale Amarino Mallo, che si trova in Sri Lanka, dove ha scoperto l'uomo più lento del mondo e lo intervisterà in diretta. Amarino, ci sei? Sì, Mario, sono proprio qui in Sri Lanka. Sei in compagnia del tuo ospite? Purtroppo no, ci siamo dati appuntamento un'ora fa, ma non è ancora arrivato. Ah, ok. Allora ci risentiamo più tardi, Amarino. Grazie. A me la linea, Mario. Vai avanti ancora? Ancora un po'? È lui? Sì, è lui, Paolo Buonanima. Quindi è entrato alle 9:48. Poi il job c'è altro? Ho anche le telecamere di sorveglianza del corridoio. Eccolo! Ok, qui sta andando verso il suo ufficio. E questa è l'ultima ripresa che ho di lui. Ho visionato tutti gli altri video, ma non c'è nient'altro dopo questo orario. Non c'è una camera che dà sul suo ufficio? No, niente, mi dispiace. Senti, puoi zoomare su questa inquadratura, per favore? Adesso metti a fuoco. Adesso potresti panoramicarla? Eccola. Wow! Sei un genio. Ti piacciono i pinoli? Torniamo ora in collegamento con lo Sri Lanka, dove ricordiamo Amarino Mallo dovrebbe essere in compagnia dell'uomo più lento del mondo. Amarino, è arrivato il tuo ospite? Per niente. Bene, ottimo. E ci è appena arrivata la notizia di un grave disastro ecologico avvenuto al largo delle isole balneari, dove una grossa nave mercantile che trasportava un ingente carico di cosmetici ha purtroppo urtato il fondale contro un roccione perché il comandante voleva salutare l'amico pescatore Pino, che non vedeva da tanto tempo. Uè, Pino! Pino, quanto tempo! Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma il roccione, squarciando la stiva, ha causato la fuoriuscita di un ingente quantitativo di cosmetici che hanno inquinato le acque del Mar Caspita, provocando gravi danni alla fauna marina. E anche oggi non Eccolo qua lo sponsor, come al solito puntuale. Dicevo, e anche oggi non poteva venire a mancare qualcuno, e quindi ci colleghiamo col nostro morto del giorno in HD.
Oscar Carogna. Sì, Mario, ti sento forte e male. Mi trovo nella ridente cittadina di Sparate sul Cranio, dove poche ore fa è avvenuto un simpatico omicidio. Ma facciamo partire subito il filmato letale. Mamma, guarda come mi vesto da bersaglio e vado al poligono. Queste le ultime parole di Arturo Barchetta prima di perdere l'uso della vita. Da tempo il ragazzo 23enne coltivava la passione del trasformismo estremo e già il mese scorso ci stava rimettendo la schiena quando, travestito da strisce pedonali, si era sdraiato a pelle di leone sulla statale del Ventre. Fortunatamente il primo a passare sul suo corpo era stato un motorino che lo aveva invitato poi a togliersi dalle palle. Questa mattina invece le cose sono andate diversamente. Arturo infatti si è recato insieme alla madre al poligono di tiro indossando il suo realistico costume da bersaglio. Facile immaginare l'esito della bravata. Appena messo piede nell'edificio, il ragazzo è stato crivellato da un'infinita scarica di colpi, sparati da tutti i tiratori scelti del poligono, che in quel momento si stavano allenando per la nota gara di paese Più colpisco, più vinco. Sì, ho visto tutto perché stavo andando a lezione di testimonianza quando a un certo punto ho visto sto bersaglio che camminava da solo e mi sono detto: ma che stiamo alla quinta guerra mondiale? Poi gli hanno fatto una scarica di mitragliate micidiali così, rumore tipico tra l'altro della catapulta. I tiratori del poligono di Sparate non rischiano nessuna condanna perché hanno tutti sparato in buona fede e il pubblico ministero ha già archiviato il caso come omicidio premeritato. Questi tiratori erano zingari. Sì, Mario, ed ora siamo qui con la madre del cadavere di Arturo, che purtroppo è rimasta illesa durante la sparatoria. Signora, che cosa ha provato mentre suo figlio veniva massacrato dalla pioggia di proiettile? Cosa ha provato, signora? Ce lo dica! La gente vuole sapere, signora! Non posso. Dolore ai timpani? Relax? Ho un forte senso di colpi. Niente, la signora non risponde, allora lo chiediamo ai nostri telespettatori morbosi. Cosa avrà provato la madre di Arturo quando il figlio è morto sparato? Dolori ai timpani? Relax o un forte senso di colpi? Prova a indovinare mandando un SMS al numero in sovraimpressione. Potresti vincere la fantastica suoneria mitraglietta. E da Sparate sul Cranio è tutto, a voi Ho fregato tutti, mi ero travestito da morto sparato. No, scusate, ma scusaci Mario. Buffone. Lo ammazzo io. Lascialo stare che lo ammazzo io. Bene, questa edizione finisce qui. Io vi do appuntamento a Dicevo, vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie e buona giornata. Jenny, cara. Ragione, Jenny. No. Litiamo. Meno male che oggi mi sopporto del mio fucile da caccia. È caduta come un elefante africano. Senti, avevo parlato con Giobbe e mi ha detto che avete revisionato dei nastri del giorno della sparizione di Buonanima. Sì. Ma stai facendo sul serio oppure mi prendi per il culo? Ascolta, ho visionato tutti i video di sorveglianza e Buonanima il giorno della sua scomparsa, dopo aver consegnato la cassetta dello sponsor in regia, è tornato qui e non ha mai lasciato quest'ufficio. E nessuno è mai entrato. Riguardali se vuoi. Ma come possibile? Ci sarà stato un guasto alle telecamere?
Ma com'è? Sarà uscito dalla finestra. Ma lo escludo, è troppo alto. Avrà saltato, ha usato un paracadute, l'avranno appeso con una gru. No. No. Cioè, quindi praticamente... Cioè, questa persona è entrata nel suo ufficio così e poi è buio, è sparito, è buio. Esatto. C'è solo un uomo che può aver visto cosa è successo. Sì, io ho visto tutto. Io ho visto tutto.